Marceranno da Cimagrappa a Vittorio Veneto, 96 km al fianco dei fedelissimi muli del reparto Salmerie, un percorso per ricordare gli alpini caduti nelle battaglie della Prima Guerra Mondiale in quelle zone. Una camminata che durerà 7 giorni. Attraverseranno la Marca da Valdobbiadene al Monte Cesena, dal Passo San Boldo a Talzo per festeggiare gli 80 anni della sezione ANA di Vittorio Veneto e arriveranno in Piazza del Popolo dove festeggeranno per 2 giorni l'80° di fondazione. Ad accompagnarli tappa per tappa un residuato bellico, simbolo delle battaglie sul Grappa. Noi porteremo questa granata che abbiamo trovato sul Grappa e la installeremo nel monumento che c'è qui a Vittorio Veneto, dove c'è il monumento dei muli. 15 componenti ufficiali del gruppo, ma potranno unirsi al cammino anche amici appassionati di montagna. Mancheranno però i 2 muli storici che avevano prestato servizio nelle salmerie di Belluno, comprati nel 93 direttamente all'esercito. Abbiamo pensato, per non far soffrire questi animali, di non portarli nella passeggiata, ma di far loro solo l'ultima sfilata finale a Vittorio Veneto per dare un po' di lustro anche a loro. Quindi cammineremo con 4 muli molto più giovani. E gli stessi muli non mancheranno alla Dunata degli Alpini del Triveneto il 17, 18 e 19 giugno a Belluno. E lì continuerà la festa della sezione ANA di Vittorio Veneto, che parteciperà all'incontro in massa. Ci sarà la fanfara, probabilmente ci saranno tutti e 3 i cori, probabilmente c'è il grande, anzi sicuramente c'è il grande bandierone, che è uno dei più grandi bandieroni che c'è nelle sezioni, e poi ci sarà sicuramente il reparto Salmerie.